Buongiorno Italia, avrei voluto fare la puntata da capo, con ordine, no? Che inizi con l'inizio e la fine eccetera, però dopo ho detto no, tutto sto parecchio mi stressa. E dopo a ruota ti stressi anche tu, no? Io tutto stressato, e dopo la gente ti domanda, ma Antonio cos'è? Tu sei così stressato? Ho visto i video del puntino del mondo, ah beh sì. Siamo di ripartenza ragazzi, una cosa che chi mi conosce sa mi fa molto arrabbiare. Nei commenti dell'area camper c'era scritto di gente che vedeva i cinghiali in parte anche tra virgolette addomesticati, che non davano fastidio né niente, e a me sta roba fa arrabbiare, perché io che citerei veramente tanto a vedere un cinghiale libero non l'ho mai visto in vita mia, mai, neanche da 20 km di distanza. Ci eravamo dimenticati di visitare Piazza Grande, il che è un sacrilegio, pertanto ora tiro fuori il Shinganoleffono, quello nuovo, e la Kato. Anzi no, voglio vivere l'esperienza del turista dell'epoca, voglio trovarla coi cartelli, non col telefono. Ok, come non detto. Capo di rovinare sti posti dalle auto, se vuoi la verità, se vuoi una bugia invece è bellissimo. Il Duomo resta una cosa spaventosa, quello sì devi andartelo a vedere, cioè non spaventosa in tal senso che ti entri e te fa bu, no, spaventosa in tal senso imponente. Ma cosa nelle grandi città non è imponente? Guarda che roba. Perfino cavare messe là, guarda che grande, gli più grandi di quei naturali. Ma è camminando in queste viuzze che non puoi non notare il lampione a retino, i tetti a retini, il labirinto a retino, molto semplice, entri di qua, fai il giro e esci subito. Galleria a retina, bandiera a retina, quel che netta è strade a retino, ste scale qua che siete sbrissi altro che porchi a retine. I santi e madonne messi in gabbia perché noi scampe. No, è perché non ci vadano i piccioni. Ma guarda che figata. Bellissima, tipicissima. Qua mi dà come l'idea che manca tipo un impiccato o qualche duni da Daghefogo, da Divina Inquisizione. Perché adesso mi fa piste robe. Si domanda skei e basta. L'impressione che hai è quella veramente di essere caduto in un'altra epoca, veramente. A parte forse i vestiti della gente che passa, ma per il resto ti senti all'interno di questo contesto medievale che ti trascina. Se vuoi la verità, altrimenti è solo muri e finestre. Un pozzo a retino, un negozio di roba vintage a retino, un fufo a retino, guarda come li è fatti così. Le calamite per Giacomo Poretto che le ha prese in tabacchino per paura di rimanere senza. Tutti i stemmi e i ghirigori a retini. Una fontana a retina. Aspetta che adesso voglio vedere l'isola pedonale a retina. Negozi tipici a retini. Della gente bruttissima. Ma io l'ho fatta la doccia! Ma è quello delle puntine. L'ho fatta la doccia! Lavato, profumato. E gli unici puntini del mondo. Tutte le cose. La torre stretta a retina, lampione a retino, un negozio tipicissimo a retino, bellissimo, mi piace sta roba, mi fa diventare matto. I monumenti a retini fotografati dai Furlani, cavallo a dondolo vintage a retino. Dimenticato di mostrare la topa a retina, perché poi tu gli domandi la topa. Beh sì, molto grande, tutto molto grande. Guarda che misteri, un gargoyle, coi tette e i corni. Che roba. Vabbè, ma sta roba. Guarda che portoni ultra tipici a retini. Io come ogni volta mi dimentico il drone e mi sto un po' stancando di sta storia perché ha poco senso averlo e non usarlo mai. Non voglio dire che adesso lo vendo, però ragazzi, avrà che sprechi. Io non torno in campo adesso per prendere il drone. Cappello cinghialoso. Bellissimi signora, molto belli. Speriamo che il vento non me li porti via. Ma ci hanno detto che c'erano anche i cinghiali attorno all'area camper, non li ho trovati, ci sono rimasto malissimo. Ah, se ci sono. Mai visti? Faceva freddo. Ho 40 anni, non ho mai visto un cinghiale in vita mia. Davvero? Ringrazio. No, insomma. La fortuna perché... Negozio di cuoretto a retino. Non riesci a dire a rottino? No Marco, vieni! Vieni! No, guarda chi c'è a sinistra! Guarda a sinistra i Benigni! Andrea del T4, guarda! E lui! Affettatrice tipica a retina. Guarda qua quanti ragazzi, perché lo rivedi, ti fa sempre tutte le corse e si perde tutte le robe. L'alfetone tipico d'epoca. Poi video, non fare video noi, video, no video voi.
Le macchinette giocattolo. Tanto di una volta è più vintage di quella che avevo io, guarda che robe. cacchio. Almeno la mia aveva le... Vabbè, ma qua che manca le gomme. Ok, i cerchi ce li ha, ma che manca le gomme. Vai, ce devo far messa. Ah sì, perché è scritto tutti in straniero, tutti in foresto. Qua che c'è una croce celtica a sinistra e qua una scritta Addio Madonna CC XXIII. Chissà lo scoglio. Ma sì, adesso è come qui in tutti i Balcani, Sì, che esatto. fuori c'era tutti i pizzi e candele, però se lava anche i piedi. Qua manca il rubinetto per lavarsi i piedi. Guarda, questa è come l'edera variegata, l'edera Helix variegata che ho in camper, che crescerà e mi riempirà tutto il camper così, quindi io dovrò nuotare in mezzo all'edera. Là, ecco cane spiegare l'adesivo dei puntine. Complimenti al grafico, a parte il font e l'immaginetta sopra che andava cancellata e un minimo di spazio in più sotto la punta della pizza, ma per il resto voto 10. Ora faremo una cosa estremamente tipica, ti porteremo a visitare la Basilica di San Francesco. Oh Francesco, guarda, sei anche preparato, via. No, come è entrata chiusa? Maledetti, perché quelli sono dentro? Cos'è sta? Sta... Ti fai pagare un biglietto per entrare in te. Sì? Sì, era in Macedonia, il Canyon Matka, aveva voi scape a fare la Cesare, vabbè, ammatico di Biglietteria Ticket Office. No, veramente? Tanto Italia, a me mi basta, veda solo un fiocco così e guarda ti, so anche a pagare il biglietto per andare a messa. Guarda un caldogno in gabbia. Il noto critico d'arte Francesco Peluche, che è qui alle mie spalle da qualche parte, ci rende partecipi di questa nozione importantissima che il tetto di questa basilica è, testuali parole del critico artistico, è identica a quel del Pasian. Italia, perdona l'ignoranza se stai bene di mente, di cuore e di panza, ma il film La vita è bella è stato girato ad Arezzo? Punto di domanda. Ti è venuta voglia di vedere La vita è bella? Ah, per vedere i posti dove siamo stati. Eh sì, prima che ti desmente, che adesso te torni a casa. Penso che Sandy non ci fosse. Chi sta qua? No. Guarda il convitto. Guarda stato, guarda. Appare a quella delle follie dell'imperatore qua core, i disegni. Italia, non vogliamo assolutamente farti invidia, bensì essere come sempre fonte di ispirazione ed ogni tanto invece andare sempre in ristorante e pizzeria, guarda qua. Una panineria tipica e via, te mangi il panetto. E adesso scusami, ma devo farmi la foto in parte al cartellone prodotti tipici perché è una roba mia che pochi sanno. Alessia non sta a svangare i cosiddetti perché qua pare che l'aglione è una roba tipica a Cortona. E Cortona è l'ultima tappa dove dobbiamo andare, esatto, si te rovina tutta la sorpresa del viaggio. Scusi, la mano? Sì. Roba che si fa solo con le puntine qua. Esatto. Guarda che benone. Tac. Guarda il CP, al retino, guarda, rompi i coglioni compagni, guarda, Vedi che c'è una specie di levetta nell'obiettivo. Una leva nell'obiettivo o no? Una roba tipo da spingere col pollice. T e W. Quella lì è lo zoom. Sì, che stanno saltando, li ho visti. Fosso. Li ho visti, ha saltato il Credo io fosso. che qua è strapieno di cervi e cinghiali, però sta attenti, senza case, allora lì trovi un sacco di cervi, volpi, cinghiali, che qua siamo in Toscana, qua c'è la natura più selvaggia di tutta Italia. Via del Chianti, del vino che abbiamo bevuto prima. Le colline toscane, le colline toscane. Dai amici, accelerate se no perdo la marcia. Anzi, via in terza, vai in terza, pulmino, vai pulmino. Vedi, gli amici vanno troppo piano e il pulmino perde la marcia, poi ritorna un po'. Ragazzi che siamo arrivati. Francesco, paga l'attenzione. Guarda che figata! Sì, è bellissimo! Quella Italia vista bisogna o quella... insegnare tutto. Sì,
Perché se ci mettiamo là intaccati vediamo gli ulivi e non vediamo la città, Ok, no? no, pensavo che volessi E l'importante è anche, quando te buttano a casa, quando te fai su una casa e ti impianta le fondamenta, è il panorama che dopo sta dalla finestra, vedi tu. Perché star là che vi sta, tu tutti ingrumai là, e tutto sto spazio per chi io? Poi piego, re? Sì, Non lo più. anche per le No, pecore. ma no. Allora, You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell